Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo. Nel corso di questi giorni due impulsi scorreranno sulla nostra penisola e attenzione perché è già in atto dalla serata di giovedì fino alla nottata, colpirà le regioni del nord e poi si espanderà nella giornata di venerdì ovviamente fino alle regioni del centro e del sud. Ovviamente poi nella giornata di domenica avremo un nuovo peggioramento, ma andiamo con ordine perché la giornata di venerdì porterà un annesso peggioramento appunto sulle regioni del centro e del sud, con delle nevicate che intanto si verificheranno nella notte sull'Appennino attorno ai 500 metri e avremo insomma qualche piccolo accumulo con la Romagna molto interessata. Poi avremo un miglioramento a partire dalla mattinata e poi al centro a partire dal pomeriggio una mattinata invece più instabile, con rovesci e piogge diffuse soprattutto sull'Umbria, sulle Marche, compresa la Toscana e il Lazio. Per quanto riguarda poi un miglioramento generale ovviamente nel pomeriggio, poi ovviamente anche qui la neve cadrà attorno ai 700 metri. Al sud invece un peggioramento generale soprattutto sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, con temporali associati, attenzione, e accumuli anche oltre i 30 mm. Avremo un generale calo delle temperature con massimi addirittura non oltre i 13-14 gradi al sud, pensate. Da sabato, come dimostra la grafica, ovviamente avremo qualche gelata diffusa in Valpadana e sulle zone interne del centro, con una prevalenza di bel tempo quasi dappertutto, a parte qualche rovescio possibile sul nord-est della Sicilia. E per quanto riguarda la domenica però attenzione, perché scorrerà questo impulso più freddo di matrice artica e arriverà ovviamente a partire da nord. Soffieranno forti venti, nascerà un minimo depressionario sul mare Adriatico e arriverà questa depressione con rinforzo dei venti anche in questo caso da nord, e quindi un possibile peggioramento dal pomeriggio di domenica sulle zone alpine e anche prealpine del nord-est, pensate, con quota neve attorno ai 500 metri su queste aree. Per quanto riguarda la serata invece un peggioramento generale sulle zone tirreniche, con un peggioramento sulla Toscana, sull'Umbria, sulle Alte Marche e anche sulla Campania, la Calabria, l'ovest della Sicilia. Anche in questo caso questi settori nuovamente dei tirrenici ovviamente rimarranno colpite da forti precipitazioni e da quota neve attorno ai 1300 metri circa, un clima giustamente invernale freddo che porterà quindi a un generale calo delle temperature e a un lunedì piuttosto soleggiato. Per quanto riguarda invece il nord tornerà il bel tempo, ovviamente torneranno delle giornate più miti, più stabili, però attenzione perché lo scorrimento sempre di quest'area molto fredda porterà della nuvolosità e ancora della instabilità ovviamente sulle aree del centro-sud. Ovviamente il centro rimarrà condizionato da un miglioramento del tempo dopo una mattinata di lunedì abbastanza instabile. Come vedete le precipitazioni totali sono queste e avremo precipitazioni più interessate ovviamente sulla Sicilia settentrionale e sempre ovviamente da Napoli fino ovviamente a tutta quanta la Calabria tirrenica, in parte anche su Bari, possibili precipitazioni anche sul sud della Sardegna, ma come abbiamo detto questo peggioramento continuerà a essere concreto per quanto riguarda da Natale in poi. Questo infatti determina un nucleo molto instabile, fermo, situato sulla Grecia, che continuerà a scorrere. Probabilmente continueremo a assistere a una fase di peggioramento ulteriore per quanto riguarda fino alla fine del mese sulle zone del centro-sud, in modo particolare l'estremo sud e la Sicilia, con un anticiclone invece molto fisso su tutta quanta Europa, ovviamente fino a condizionare anche la Scandinavia, pensate, con temperature comunque gelide. Per quanto riguarda la pianura padana, al primo mattino e giornate comunque soleggiate. Ovviamente temperature sotto la media, ma attenzione perché poi torneranno a salire dopo Natale, quindi questa è la tendenza. Per quanto riguarda il resto del mese ovviamente sembra ufficiale, quindi vi lascio ovviamente ai prossimi aggiornamenti meteo, ne riparleremo per ulteriori novità in vista.